benvenuti a questa giornata. Vi ringrazio tanto di essere qui. Vedo un sacco di persone che hanno avuto a che fare con la biblioteca, che hanno tuttora a che fare con la biblioteca. Mi fa molto piacere che ci sia la signora Luciana, che è stata la prima bibliotecaria della BAS, ma poi tutti gli ex presidenti, Achille, Salvatore, insomma, mi fa molto piacere. Allora, volevo darvi un po', così introdurvi un po' la giornata e dirvi un po' come è venuta questa idea. Allora, ovviamente l'occasione per i festeggiamenti dei 150 anni di Ca' Foscari sono stati un po' lo spunto per iniziare a pensare a come la biblioteca, la BAS, poteva contribuire in qualche modo a festeggiare la storia dell'Ateneo, ovviamente rimanendo nel nostro ambito, ovviamente rimanendo nell'ambito della biblioteca. E devo dire che pur volendo e cercando di trovare come fosse possibile in qualche modo festeggiare parlando di biblioteca, a me personalmente non veniva nessuna idea, proprio zero. E allora ho pensato, benissimo, portiamo la cosa in consiglio, facciamo un po' di brainstorming in consiglio di biblioteca e proviamo a vedere se ci viene in mente qualcosa. E infatti, devo dire, è stato Stefano Paganelli, che è seduto qui, che ha avuto questa idea, ma perché non parliamo un po' della storia della biblioteca, di come nel tempo, in fondo è storia di Ca' Foscari, fa parte della storia di Ca' Foscari anche come si è evoluta la biblioteca, in particolare la biblioteca d'area scientifica, quella che adesso è la biblioteca d'area scientifica, all'inizio ovviamente era una biblioteca, poi sentiremo. E quindi abbiamo, devo dire, lui ha dato il là poi per pensare a, sì, bella idea, come contribuiamo, come la costruiamo, cosa facciamo. C'è stata subito, devo dire, a cascata sono venute una serie di idee che abbiamo accolto favorevolmente, per esempio quella di costruire la giornata attraverso un dialogo tra chi sono gli utenti della biblioteca, che alla fine sono docenti e studenti, e i bibliotecari. E di questo ringrazio Natascia Danieli, perché è stata lei a buttare lì questa idea e poi ne è venuta appunto fuori un dialogo di questo tipo. E quindi l'idea di questa giornata è appunto di riflettere su come è evoluta la biblioteca, quali sono stati nel tempo gli apporti diversi, i servizi diversi che sono stati fatti e di cercare di dare una prospettiva di come potrebbe continuare, diciamo così, la storia. E per questo appunto l'idea è di articolare un po' la giornata in questo modo. Dopo una prima parentesi di saluti e ringraziamenti faremo appunto questi dialoghi a coppia su vari temi della biblioteca, che sono l'evoluzione delle collezioni, l'evoluzione dei servizi, la voce degli studenti che ci dicono cosa vorrebbero, cosa hanno avuto, ma ovviamente sono studenti attuali, cosa hanno dalla biblioteca e cosa magari vorrebbero in più e di diverso e di come vedono loro la biblioteca. In fondo molte volte si tende ad essere molto autoreferenziali, no? Per cui invece l'aspetto delle nuove generazioni, di chi usufruisce tutti i giorni della biblioteca sia come spazio sia come servizio è molto importante. E poi faremo una conclusione, cercheremo di fare una piccola discussione finale se ci sono temi da approfondire. Ovviamente siete benvenuti a intervenire quando volete durante la presentazione. Allora, altra cosa, subito dopo questo piccolo evento ci sarà un brindisi, che è un brindisi di campus. Io sono molto orgogliosa di questo brindisi perché da quando il campus è stato inaugurato non c'è mai stata un'occasione di auguri natalizi che fosse comune a tutti, congiunta, di campus, senza dipartimenti, senza strutture, di campus. E siccome in fondo la biblioteca ha questa idea di un servizio verso tutti, indipendentemente dai vari dipartimenti o eccetera, mi piace che questa cosa sia avvenuta, diciamo così, su proposta della biblioteca. In fondo è questo piccolo evento che ha creato un po' questa opportunità di avere il campus in questo tipo di brindisi. E devo ringraziare anche Piero Riello perché inizialmente volevamo piazzare questa giornata in mezzo al semestre e lui gentilmente mi ha detto ma non viene nessuno? Forse è meglio pensare a un'altra data. E allora appunto abbiamo colto l'occasione e ho detto vabbè, se facciamo sotto Natale prima di tutto è già festa,
è già festa perché è Natale, stiamo chiudendo, e poi appunto ci ha dato il là per proporre questa bella iniziativa che io spero diventi, diciamo così, un po' alla volta una tradizione, cioè sarebbe carino, adesso volentieri noi facciamo una giornata ogni fine anno, ma anche senza, sarebbe bello che ci fosse, bravo, mettilo nel bilancio. L'ha detto, sì, mettilo nel bilancio che insomma sarebbe carino. Volentieri noi facciamo da tramite, ecco, quello che è. Io penso che il ruolo fondamentale della biblioteca sia essere un tramite verso sia gli utenti che docenti e studenti, sia verso il territorio. Questa è un po' la linea che ho cercato di dare, insomma. Una biblioteca per me è un servizio, non è una prima donna o un ente così in astratto, un'istituzione. Certo che lo è, però è prima di tutto servizio e quindi volentieri, insomma, facciamo queste cose. Allora, prima di lasciare la parola ai saluti, io vorrei ringraziare, e spero di ricordarmi tutti, un po' chi ha contribuito e chi è qui, insomma, ha gradito questa iniziativa. Quindi, innanzitutto, la Presidente dello SBA, la Dorit Reines, che insomma, è qui e ci farà un saluto dopo, e la Dottoressa Toniolo, dirigente dello SBA. E poi i due direttori, appunto, del DSMN e del DAIS, che hanno adesso veramente colto l'idea e gradito l'idea e supportato, ripeto, il brindisi dopo è tutto loro, nel senso che hanno contribuito loro. Dopo vedremo un paio di video durante la presentazione, uno dei quali è stato costruito da Fucina Ca' Foscari, e quindi grazie per avercelo prestato. Noi prendiamo uno spezzone, ma insomma c'è anche un loro contributo che ringrazio molto. E poi anche l'Ufficio Promozione Culturale, perché ha fatto da supporto e ha organizzato questa cosa, per esempio ci permette di registrare la giornata oggi. Ok. Poi naturalmente tutti quelli che hanno contribuito, metto prima di tutti i docenti, perché accettare di contribuire avendo un semestre, lo so cosa vuol dire, insomma, un semestre in cui lezioni, cose, impegni, quindi davvero grazie a tutti i docenti che hanno deciso di dialogare in questo tandem con i bibliotecari. E ovviamente, questo però ci tengo a sottolineare, tutto lo staff della BAS. Adesso vedrete qui un po' delle persone che vengono qui a dialogare, ma tutti, non solo loro, hanno contribuito con idee, contributi e tutto, anche trasversalmente e anche semplicemente permettendo magari ai colleghi che qua devono presentare di poter tralasciare altri compiti quotidiani che sono ugualmente importanti. Okay? E quindi grazie davvero a tutto lo staff della BAS, da tutti. E anche grazie agli studenti, perché anche loro hanno un semestre da svolgere, hanno corsi da seguire, chi addirittura è in stage, quindi oltre ai corsi, alle materie, deve pure rispettare gli orari delle aziende in cui vanno, e quindi grazie mille per aver contribuito. E direi che lascio adesso la parola per prima a Dorit Reines, che se vuoi venire qui, Dorit, per i... Okay, grazie a tutti per essere venuti, grazie a Marta Simeoni e Alessandra Giosi appunto per questa magnifica occasione. Ogni psicanalista vi dirà che per essere un po' felici bisogna essere anche un po' narcisi prima di tutto e parlare di sé. Ecco, credo che appunto questa appunto occasione è un'occasione felice appunto di parlare di sé tante volte e anche non tante di fare le somme, ma un po' anche vedere dove vogliamo anche andare. Devo dire, se mi permettete solo un minuto di un ricordo, io sono arrivata a Venezia a 87, dopo un'esperienza prima in un'università che era un tipo campus americano, dove tutta la vita dei studenti ma anche dei docenti era attorno a una biblioteca centrale enorme, e dove si arrivava la mattina, si metteva, non so, in un posto le sue cose, si usciva, si tornava, ma tutto attorno. Dopodiché sono arrivata a Parigi al Cours des Études, dove non c'era veramente una biblioteca, dove la Bibliothèque Nationale era questa, quindi
una cosa molto diversa. E poi sono arrivata a Venezia e lo shock era tremendo. Se chi di voi vi ricorda, ecco, c'erano tanti dipartimenti, in ogni dipartimento sì che c'era una biblioteca, ma la maggior parte dei libri erano veramente custoditi nei studi dei docenti, e quindi se uno voleva anche prendere in prestito qualche cosa dipendeva se il docente, per esempio, riceveva, non si poteva. E io di fronte a questo ero veramente scandalizzata come è possibile di trattare così i libri, anche che erano proprio allora libri cartacei, la materia proprio di studio. E se vi ricordate, chi di voi vi ricorda, c'erano anche vari progetti che sono stati fatti. Uno di questi erano della Tre Gran Biblioteca Santa Marta, se vi ricordate bene, sotto Maurizio Rispoli, che non è andato anche in porto. E poi credo che soprattutto l'accorpamento edilizio è quello che ha fatto sì, ecco, che almeno per 3 aree le biblioteche sono state anche accorpate, naturalmente non pensando prima alle biblioteche, ma naturalmente all'accorpamento edilizio, ma allora dopo venivano le biblioteche, va bene, mettiamo questo accanto a questi 2 dipartimenti nell'area. Ciò che a prova di questo, l'unica area che è rimasta che non ha avuto l'accorpamento, cioè quella linguistica, ha 5 biblioteche. Allora, diciamo così che le altre 3 aree sono veramente, credo, possono essere molto felici, però bisogna anche guardare diciamo così, proprio all'interno, a vedere esattamente come funziona. Io considero, tra l'altro, la BAS in questo veramente una forefront di una certa cosa, perché appunto qui, soprattutto qui, il concetto di biblioteca si evolve veramente molto rapidamente, come ben lo sapete anche voi. Cioè, sia il concetto di frequentazione e di luogo fisico, per forza nelle materie scientifiche, ecco, viene veramente messo in dubbio. Però, come vedete, come si può vedere appunto chi veramente accede in alto, ci sono comunque molti studenti che frequentano, che usano tutti i servizi qui, dall'acquario, ecco, fino a tutte le altre, ecco, e credo che hanno anche una veramente una sensazione che fa parte appunto del loro percorso di studio. Quindi quello che credo sentiremo oggi appunto è come la BAS si è evoluta, è arrivata a questo punto di essere oggi, io credo, un laboratorio proprio dove si nascono delle idee magari che dopo potremo anche, con pubblici diversi per carità, ecco, trasformare anche per le altre biblioteche. Grazie comunque. Funziona? Sì. Grazie mille, Dorit, delle belle parole. E la dottoressa Toniolo, Sandra Toniolo, dirigente dello SBA. Grazie a tutti. Io amo molto la BAS, è piccola ma molto attiva. Però per non essere troppo elogiativa, perché la maggior parte delle cose utili le ha già dette Dorit, vorrei entrare subito in tema leggendo 2 frasi di un illustre scienziato che descriveva così nel 1880 la sua biblioteca. Per poter procedere con ordine, mi sono organizzato in modo da poter avere da 30 a 40 grandi cartelle disposte in mobili con scaffali contrassegnati da etichette, dentro le quali posso riporre ordinatamente una notizia o un appunto. Ho molti libri di mia proprietà e per ciascuno ho composto un indice di tutti i fatti relativi al mio lavoro. Ho invece riassunto i libri non miei e possiedo infatti un gran cassetto tutto pieno di questi riassunti. Prima di incominciare un lavoro consulto tutti gli indici particolari e faccio un indice generale classificato per argomenti. Così, rivolgendomi alla cartella adatta, posso ritrovare tutte le informazioni che mi servono. Questo era il metodo di ricerca di Charles Darwin. 1880, la sua banca dati era costituita in questo modo. Ciò non gli ha impedito, nonostante la carenza di strumenti tecnologici, di essere molto innovativo, come sappiamo. Chissà che avrebbe fatto oggi con SheFinder, con le banche dati di cui disponiamo, con l'accesso elettronico a una enormità di informazioni. E peraltro forse non avrebbe fatto niente di diverso, per cui possiamo ritenere che
La parte interessante nel fornire informazioni alla scienza è in quello che diceva Marta, cioè nel confronto tra le persone. La biblioteca in questo contesto si offre come servizio e come modalità, appunto come contesto anche fisico, per permettere alle persone di confrontarsi, parlare tra loro, approfondire delle idee e metterle sul piatto della bilancia appunto dell'evoluzione, aperta in modo scientifico, in modo confrontabile. BAS fa questo e credo che continuerà a farlo anche con un ambiente tecnologico che si sviluppa sempre più sulla parte virtuale e non su quella fisica. Resta però secondo me fondamentale il fattore umano di trasmissione e appunto verifica reciproca di ciò che si pensa. E anche in questo la BAS, devo dire, si è espressa sempre molto molto bene e vedremo che continuerà ad esprimersi. Grazie di nuovo. Grazie mille, penso che proprio perché si va sempre di più verso il virtuale, cioè bisogna bilanciare sempre di più e fortemente con contributi magari di tipo diverso, non strettamente consoni magari a quello che è una classica biblioteca, ma va bilanciato questo scappar via ed essere isolati davanti a un computer e basta. Questo io ci credo. Bene, invito adesso il professor Riello, direttore dell'ISMN. Salve a tutti, vi ringrazio per essere qui oggi, speravamo che ci fosse un po' più gente, ma non importa. Niente, io non mi sono preparato nessun discorso come al solito, sinceramente non ho avuto neanche il tempo, però sono contento di questa iniziativa. Uno, perché per me da quando ero studente la biblioteca era il posto più bello dove potevo andare in dipartimento, sicuramente, anche se la biblioteca funzionava in modo completamente diverso e mi piaceva forse di più quel modo lì, però questa era una cosa da vecchi, insomma, quindi non c'è problema. Chi nasce oggi non lo neanche conosce quella modalità, quindi voglio dire non può neanche giudicare e vive nel mondo che trova. Mi piaceva quella modalità perché c'era un po' uno spirito di caccia al tesoro, quando uno cercava i riferimenti, un articolo, sperava di trovare in quell'articolo la spiegazione di qualcosa che non aveva capito, magari relativa, non so, alla sua ricerca, e poi comunque quell'articolo non dava nessuna spiegazione utile, però ricominciava una caccia nella bibliografia di qualcos'altro, era veramente una caccia al tesoro fisica, no? Ci si muoveva tra collezioni, magazzini polverosi e aveva un suo fascino. Adesso all'inizio ero contentissimo di poter lavorare su internet, no? Cercarmi, metti 2 parole chiave, ti vengono fuori già i lavori principali, no? Però qualcosa si è perso secondo me e quindi bisogna recuperare in biblioteca qualcos'altro, perché questa velocità di recuperare informazioni intanto non ti dà il tempo di pensare più di tanto, perché è solo una caccia di informazioni continue, no? Il tempo di leggersi il lavoro con calma, perché uno va dentro il lavoro cerca le parole chiave, vede se c'è la cosa che gli interessa, ne prova un altro, cioè qualcosa secondo me viene perso, no? Questo è lo slow book è un po' perso, è tutto molto rapido, quindi credo che la biblioteca si deve un po' reinventare, deve continuamente evolvere, perché il ruolo centrale, secondo me, dove scambiare idee, dove incontrare persone e dove fermarsi a pensare, insomma, secondo me deve assolutamente rimanere, perché poi siamo chiusi tutti nella nostra cameretta, no? Lì con questa tastiera a cercare chissà che cosa, no? Bisogna trovare il tempo appunto di confrontarsi e di pensare alle cose con un po' di calma e di lentezza. La biblioteca, secondo me, per questo motivo deve continuare a esistere, perché effettivamente con quello che c'è adesso, se non evolve, scompare.
c'è poco da fare e sarebbe secondo me un peccato, anche perché tornando nel nostro campus è veramente l'elemento unificante, no? Perché ognuno guarda la sua ricerca, guarda i suoi progetti, siamo lì a rincorrere indici bibliometrici su cui non credo assolutamente, ed è tutta una cosa di questo tipo, no? A parte che si perde il piacere di fare le cose, però secondo me non si riescono neanche più a fare cose di grande qualità. Non so se Darwin, se aveva internet a disposizione, aveva il tempo di pensare quello che ha pensato. Io credo di no, sinceramente. Forse era lì che voleva pubblicare, no? Perché doveva rincorrere qualche VQR o qualcos'altro. No, basta un lavoro nella vita per fare la differenza, non occorre farne 100. Vabbè, io vi ringrazio per essere qui, questa è una bellissima festa, io ho già detto che secondo me, e penso che Antonio, anche se oggi non è qui, condivida assolutamente la cosa, di rifare ogni anno più o meno in questa settimana, che credo sia la settimana migliore, così un'occasione per parlare di biblioteca, che è secondo me il centro unificante per il campus, e così per farsi gli auguri e i saluti per le feste. Grazie mille. Grazie Piero, ti ringrazio, ma ogni anno parlare di biblioteca forse un po'... Troviamo qualche tema, diciamo, ecco, troviamo qualche tema. Allora, non so se avete visto, ma tra i contributi che ci sono stati per questa giornata c'è questa bellissima locandina che è stata pensata e realizzata, diciamo, in ogni dettaglio da Fabio Pitarello. E io inviterei Fabio a parlarci un po', insomma, siamo compagni di stanza, ecco, questa è la genesi. Siamo compagni di stanza e ho pensato, ma guardavo un po' in giro cosa potrebbe essere un'immagine da legare a una giornata come questa, e ho viste varie, ma non mi convinceva. Poi ho visto Fabio e ho detto, immagine Fabio. Ed ecco, gli ho chiesto se poteva contribuire. E non potevo rifiutare, ovviamente, essendo compagno di stanza. Ecco, no, comunque, sì, mi è stato chiesto, insomma, di pensare a un'immagine che descrivesse un pochino questo incontro, e allora per costruire questa immagine sono partito dell'etimologia della parola biblioteca, no? E quindi devo dire che ho scoperto appunto il suo significato profondo, che è quello di essere uno scrigno per i libri, e mi è piaciuta, diciamo, questa idea, diciamo così, di partenza, e sulla base di questa idea appunto ho costruito la prima parte dell'immagine, quindi diciamo quella di uno scrigno, in cui senso è quello di conservare, di accogliere come primo elemento i libri e chi li legge. Il secondo elemento è quello di organizzare la conoscenza, e il terzo elemento è quello appunto della condivisione, della socialità. E tutto questo, diciamo, è stato per millenni, insomma, ecco. E poi appunto mi sono chiesto che cosa è successo nell'ultimo 25ennio, che corrisponde più o meno al momento in cui ho iniziato a fare ricercatore. Quindi ho vissuto, come molti di voi, diciamo, in pieno la transizione dalla carta all'ebook. E alla fine mi sono detto che diciamo, i valori principali della biblioteca non sono cambiati, nel senso che diciamo, si sono trasformati sicuramente. Il 5 dicembre è stato inaugurato a Helsinki la nuova biblioteca centrale della Finlandia, e questa biblioteca è organizzata su 3 piani per circa 15.000 metri quadrati, e solo il terzo piano è dedicato ai volumi fisici. Ci sono circa 100.000 libri e circa 5 milioni di ebook. E gli altri piani cosa sono dedicati? Sono dedicati alla condivisione o diciamo, alla meditazione, diciamo, ecco, con il libro. Quindi, come si diceva prima, appunto qualcuno potrebbe pensare, se diciamo, il libro si trasforma in ebook non c'è più bisogno della biblioteca, però questa è solo un'analisi superficiale, perché in realtà appunto noi abbiamo ancora bisogno, insomma, di spazi in cui appunto condividere, spazi in cui appunto raccoglierci a meditare, diciamo, su quello che stiamo leggendo. E quindi da qui, diciamo, deriva la seconda parte dell'immagine, dove appunto c'è questa immagine di questo mega ebook, dove i valori di partenza ci sono ancora tutti, quindi conservare, l'organizzare e ancora una volta il socializzare.